La firma definitiva dell'accordo per il San Raffaele di Olbia fra la Regione, la Qatar Foundation e il Bambin Gesù è prevista il prossimo 24 giugno. Il futuro dell'ospedale da 260 posti letto e 56 suite è ora nelle mani dei tecnici. Sono due i tavoli di lavoro attivati a Cagliari. Il primo ha il compito di monitorare tutti i posti letto ospedalieri presenti in Sardegna. Il secondo, formato dal direttore generale dell'assessorato alla sanità Giuseppe Secchi, da rappresentanti della Qatar Foundation e del Bambin Gesù, si occupa invece di definire quanti posti letto ospedalieri offrirà il San Raffaele, quali e a quali costi per la sanità pubblica. L'argomento è stato al centro questa mattina del vertice del centro-sinistra in Consiglio regionale con il presidente Francesco Pigliaru e sono emerse già anche le posizioni diverse e i dubbi soprattutto sull'impatto che la struttura potrebbe avere sulla rete ospedaliera sarda. Mentre il capogruppo del PD Pietro Cocco difende l'operazione su tutta la linea, manifesta scetticismo il collega di SEL Daniele Cocco, che avverte: su questo argomento da parte nostra c'è massima vigilanza perché neanche un posto di lavoro negli ospedali sardi deve essere perso. Sulla stessa linea sono il socialista Mondo Perra del gruppo Sardegna Vera, presidente della Commissione Consiliare Sanità, e Lorenzo Cozzolino del PD, che hanno espresso le loro posizioni durante il vertice. Posizioni che potrebbero diventare ostacoli in Consiglio regionale, che dovrà avallare l'accordo prima della firma definitiva. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, l'apertura dell'ospedale d'eccellenza è fissata per il 1 marzo 2015. In ballo ci sono 1000 posti di lavoro nei cantieri e un investimento di 1 miliardo e 200 milioni.